Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un video un po' diverso perché vi volevo far vedere cosa ho trovato in edicola. Sono passata in edicola e ho comprato per i miei bambini le buste, quelle buste piene di tante cose, tanti gadget, buste sorpresa. Una è del trenino Thomas, l'altra è delle Hot Wheels e dei Monster Trucks, e qualcuno oggi impazzirà, ve lo dico io. Mi sono sempre piaciute queste buste con tutti questi gadget a sorpresa, libricini, colori, ma anche quando ero piccola, diciamo che anche da grande. Diciamo che dove ci sono le minchiate, come si dice a Catania, ci sono io. Comunque adesso io le apro, vediamo insieme cosa c'è dentro, anche perché se ci sono i bambini poi non riesco a farvi vedere il contenuto perché che ve lo spiego a fare, l'avete capito? Allora, ho trovato anche l'album delle figurine degli amici cucciolotti che ogni volta loro vedono in pubblicità e vogliono le figurine dei cucciolotti, quindi gli ho preso anche questo ed è costato 1 euro. Lo spacchettiamo, ma credo che ci sia, spero che ci siano le figurine dentro, almeno un pacchetto, anche perché accanto non ce ne stavano, quindi ci sono, no, non ci sono, sì, ci sono. Ci sono anche delle scatoline, porta cartolotte fantasy, delle scatoline porta doppie e una bustina omaggio. Vabbè, l'album è molto carino e poi la cosa carina di questa raccolta, perché alla fine è una raccolta, è che con 8 bustine di queste figurine dei cucciolotti riempiranno una ciotola, credo per i canili comunque. Vedi, poi c'è tutta una roba da compilare, un lavoraccio praticamente. Cioè tu fai questa cosa e poi devi andare per segnare le tue figurine. No, questo è per segnare le figurine mancanti. Comunque sono un pochino arrugginita per quanto riguarda gli album e le figurine, perché non faccio una raccolta di figurine da assai. Comunque è proprio ben fatto quest'album, sembra un libro, è grande, bello cicciottoso. Comunque, l'album delle meraviglie 2021 di Pizzardi. Questo è costato 1 euro, album più una bustina. In questi 15 anni ha donato oltre 5,5 milioni di euro per iniziative in difesa degli animali e dell'ambiente, per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini. E questo è molto carino comunque. Iniziamo con le raccolte, anche se i miei bambini sono ancora piccoli, il più grande ha 5 anni, quindi diciamo che ci siamo quasi. Allora, carta via. Con quale iniziamo? Iniziamo con queste delle Hot Wheels. Vediamo se riesco ad aprire la busta senza romperla, così da poter rimettere poi tutto dentro. Sì, credici, saranno altre cianfrusaglie sparse per casa. Allora, questa è una Hot Wheels. C'è dentro questa bustina una Hot Wheels e una rampa. Spero ci sia un'altra bustina di questa. Questa costa 2,99 euro, solo questa, mentre tutta la borsa è costata 8,90 euro. Quindi vediamo se è un Monster Truck. Ma questo lo apriamo. C'è anche la carica, bellino. E questo costa o costava, perché poi quando non li vendono e rimangono, secondo me fanno queste mega buste. Ci sono anche gli adesivi, ma
No, ma è troppo carina. A parte che è di metallo, è pesante. Guardate che carino. E c'è pure la carica. Aspetta che capisco come si fa così. Vedi, poi premi il pulsantino e la macchina schizza. Oh. Ma troppo carino. Speriamo ce n'è un altro anche di questo, così almeno li accontentiamo tutti e due, perché ovviamente queste buste loro le vedranno a giorni alterni, nel senso non gliele darò entrambe oggi, ne darò una oggi e una la prossima settimana. Ce n'è un'altra, quindi abbiamo due Hot Wheels con la rampa, due di quello, un altro scatolino e due Monster Truck. Qui però non c'è scritto il prezzo, comunque è tutto originale, Mattel, ma già si vede, comunque sono pesanti perché sono quelle di metallo, non sono di plastica. Non c'è scritto il prezzo, comunque è carino anche questo, È finito? No, c'è il giornalino. Supercar album da colorare e con gli stickers. Questo è molto carino anche. Ne hanno miliardi di album da colorare che colorano sempre, volentieri, e anche gli stickers, che poi sono tutti mezzi di trasporto, camion, quindi qua qualcuno impazzirà con gli stickers dei camion. E poi ci sono altri mezzi di trasporto da colorare. Mi pare che non c'è più niente. Questo non c'è, però già alla fine questo costa 3,36 euro. Ci siamo con il prezzo più o meno giusto, un po' troppo precisino però, non c'è più niente, c'è la scatola poi. Ok, procediamo con l'altra busta. Ok, andiamo ad aprire questa del trenino Thomas, che è enorme, come potete vedere è pesantissima, è piena, anche questa è costata 8,90 euro. Qui andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, qua ci sono un sacco di libri. La sbicciatina la dovete dare. Ve l'avevo detto che era piena. Cioè, è costata tanto quanto quella, però mi sa che qui c'è più roba. Allora, iniziamo con Storia attacca e stacca di Dragons. C'è anche la maschera, è un po' inquietante, bruttarella, però siamo a periodo di carnevale, quindi solo 4,99 euro. Lo spacchettiamo così. Allora, Storia attacca e attacca, gli stickers gommosi sugli scenari più belli del film Dragon. Noi amiamo gli sticker. 2 albi e 30 adesivi gommosi. C'era quello dei Trolls qui dietro, ma io volevo questo. Questa maschera è proprio bruttarella. Il regalo, la maschera di sdentato. Forse per questo è bruttarella. E questo è uno. Poi Spider-Man. Colora la storia di Spider-Man. Vabbè, questo è inutile anche spacchettarli, c'è il pennarello che non macchia. E questo costa 3,90 euro. Quindi già 5 euro e 3,90 euro. Siamo arrivati al prezzo della busta. C'è SpongeBob! No! Allora questo neanche lo vedranno perché questo è mio. Premio Mamma dell'anno 2021. Questo è mio SpongeBob
Ci sono tutti gli stickers, 60 stickers, più un playset, più un fanbook. Che cos'è un fanbook? Non lo so. E questo costava 4,90 €. Il tappetone colora e pasticcia di SpongeBob, 4,95 €. Ho fatto un affarone con questa busta, Qui dentro c'è un tappetone da colorare. Bello! È il maxi pennarello di SpongeBob. Comunque SpongeBob è uno dei cartoni animati miei preferiti. Poi lo SpongeBob si vede che non se lo fila nessuno SpongeBob in edicola, hanno messo tutto qua dentro. Allora, questo cos'è? 4,90 € di bontà. È un giornaletto, un magazine di SpongeBob con trovi subito un fantastico 3D e la tessera puzzle di SpongeBob. E questo 2,50 € più 4,90 €, cioè arriviamo a 50 € con questa busta. Delle volte veramente conviene comprare una busta di quella, purché sia bella piena. Ma cos'è? Plankton. Ah, è il pezzo di un puzzle, cioè è un pezzo di puzzle praticamente, perché ci sarà una collezione da fare, quindi sei abbastanza inutile così. Sulla gomma. Cosa potremmo fare con questo? Non lo so, vediamo. Comunque qui ovviamente c'è tutto il giornaletto che ti spiega Mr. Krabs e Plankton, tutti i personaggi di SpongeBob. Carino, 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 carino anche questo. Lo rimettiamo qui per adesso. Segreti pelosi per acconciature speciali. Questo è interessante. Mi interessa. Poi ciabatte. Ma sono un paio di pantofole. Pantofonome Kids. In omaggio pratica confezione da viaggio. Ok, però qui non ci chiamiamo né Pietro né Samuele, con il tuo nome ricamato. Carine, carine davvero, però 8,95 € queste. Questa ad esempio è una cosa che non ho mai visto neanche nelle pubblicità. Boh, le regaleremo a qualcuno queste. Allora dobbiamo trovare qualcuno che si chiama Pietro o Samuele. Che poi però, scusa, sono due paia? No, aspetta, ma lo devo capire io. Perché in una c'è Pietro e in una c'è Samuele. Quindi non è che uno si chiama Pietro Samuele. Devono essere due paia. Però qui c'è scritto solo di Pietro. Pip, pip, pip. Non c'è scritto e dobbiamo aprire. No, davvero? In un piede Samuele. Mi fa ridere. In un piede Samuele e in un piede Pietro. Confortevole elastico per calzare comodamente il piedino di Samuele. Samuele con una ciabatta, Pietro con l'altra ciabatta. Non lo so, qui vabbè c'è la confezione da viaggio. Questo è abbastanza inutile. E per giunta caruccio, 8,95 €, prezzo consigliato al pubblico. Comunque secondo me è un errore, perché qui la confezione parla solo di Pietro, e quindi o le hanno messe qui dentro perché hanno sbagliato, Pietro e Samuele. Comunque, vedremo. Poi, i pinguini di Madagascar! Cos'è questo? Cos'è? Walkie talkie! I walkie talkie di
ma dei pinguini, questo cartone animato è fantastico, diventa un agente segreto con DreamWorks Magazine ufficiale. Poi vabbè, qui c'è tutto il giornaletto con tutti i giochini da fare, gli speciali, 2,99 €. Non ci stiamo entrando più qui sopra. Bella, le tartarughe ninja, album da colorare con gli stickers, che sono carine queste cose che ci mettono gli stickers in mezzo. Un altro album, questo 3,90 €, è uguale, no, è diverso, altri 3,90 €, sì, è diverso. Poi, perché mica è finita qua? Un personaggio ne è legato al mega fanbook. Ma che è sto fanbook? Cars. No, questo è un cartoncino vuoto. È un pezzo di pista. No, con la macchinina di Cars, sì. C'è un personaggio, questo è il cattivo di Cars 2, no, di Cars 3, che non mi ricordo come si chiama, è quella macchina nuova che fa l'antipatica, fa l'arrogante, 3,50 €. Poi, altro album color, costruzioni, sei nel posto giusto, perfetto. Perfetto, mezzi di trasporto, stickers, perfetto, simile all'altro, così non litigano. Questi ovviamente io adesso li divido e non giornalmente, ma durante la settimana glieli darò un altro simile, glieli darò così da creare attività diverse ogni giorno. Un giorno gli stickers, un giorno si colora. Le sorprese del Re Pinguino. Cos'è? Un autobus. No, una Jeep. La macchinina. Così, un dinosauro sfuso, ci sta sempre bene. Molto plasticoso, molto. Non è gommoso, è plastica dura. Farai parte della nostra big family dei dinosauri. È finita! No, c'è l'ultimo, gli ultimi due. Stavo per dire, comunque del trenino Thomas non c'era una cippa lippa. Eccolo qui, trenino Thomas. Album color con gli adesivi, attacca e stacca. Bah, bellissimi. Ci piace. Meno male che sono due anche di questi, così uno per ogni bambino. Comunque devo dire che questa busta è stata quella più ricca. Mi piace. Secondo me dovrebbero farle anche per i grandi queste cose. Anzi, a proposito, per i grandi, di sorprese per i grandi, di box per i grandi, quasi quasi mi faccio l'abbonamento a My Beauty Box, che sono delle scatole piene di prodotti per la skincare, la cura della persona, il benessere della donna, che ti mandano in omaggio. Noi ti mandano in omaggio. Tu fai l'abbonamento, che non mi ricordo adesso quanto costa, dipende quante box scegli, perché ci sono tante opzioni, sì. E ti mandano a casa poi ogni mese dei prodotti selezionati. Credo che si possano inserire dei parametri in base alla tua pelle, alla carnagione, credo. Comunque questa cosa di ricevere una box, una busta con dentro cose che non scegli ha dei pro e ha dei contro, perché ad alcuni questa cosa non piace, perché ovviamente preferirebbero spendere 10 € in cose che loro hanno scelto e che sanno che userebbero sicuramente. Quindi invece io no, invece io sono
più per il pro di queste mystery, perché mi piace provare cose nuove, perché se io devo andare a scegliere rimango sempre nella mia comfort zone, scelgo i prodotti che conosco, le cose che uso e così mi limito, non riesco a scoprire sempre cose nuove. Ci penserò. Comunque tu nei commenti fammi sapere se sei abbonato al My Beauty Box o qualche altra box, perché ce ne sono comunque tante in giro. E niente, spero che questo video ti sia piaciuto. Se anche tu sei un fan del bustone a sorpresa, scrivimelo e mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina. Alla prossima, ciao!